Il sole è alto sullo stadio San Carlo di Voltri e insieme a lui anche la tensione lo è, come è normale che sia arrivata agli sgoccioli del campionato. Il match per la 28ª giornata di eccellenza vede sfidarsi Voltrese e Sanremo. Gli uomini all'ordine di Mister Cevoli sono secondi a pari punti col Magrazzurri e dovranno per forza vincere se vogliono rimanere in zona playoff, cercando di rialzare la testa dopo 2 sconfitte consecutive con la Cairese e nel derby del Ponente con l'Imperia. L'impresa non si preannuncia per niente facile però, contro una Voltrese che ha disputato un ottimo campionato e che cerca i punti per la salvezza matematica, ma che soprattutto ha perso una sola volta fra le mura amiche. Entrambe le compagini iniziano la gara molto chiuse, nessuna delle due riesce a scalfire il muro difensivo altrui. Al 23esimo, palla alta a cercare Rovella, pescato in posizione regolare sul filo del fuorigioco. Il giocatore biancazzurro stoppa la palla bene, ma il suo tiro indirizzato al secondo palo è di poco fuori. 5 minuti dopo, doppie occasioni in pochi minuti per i padroni di casa, entrambe passano dai piedi di Cardillo. Prima il numero 10 si gira bene ma non inquadra la porta difesa da Geraci e poi, servito bene in aria, conclude nel medesimo modo. A un minuto dal duplice fischio il Sanremo prova ad andare a riposo in vantaggio. Cardini serve Capra che da posizione defilata penetra in aria e arriva solo davanti all'estremo difensore che però è attento e blocca il pallone. Finisce qui il primo tempo, squadre molto compatte che hanno concesso poco a nulla. Il pareggio esprime finora bene ciò che è successo in campo. I biancazzurri escono carichi a molla dagli spogliatoi e trovano il gol dell'immediato vantaggio. Al primo minuto Gallo imperversa sulla fascia e riesce a servire un indisturbato Rovella che a porta vuota non sbaglia. Ospiti in vantaggio, Mister Cevoli deve aver ricordato ai suoi ragazzi nella pausa la valenza per loro di questa gara. 10 minuti dopo la Voltrese prova a pungere, tiro al limite di Boggianu, ben calibrato ma non abbastanza potente per battere Geraci, che mantiene il vantaggio dei suoi. Occasione giallo-blu da calcio piazzato, su punizione, Cardillo punta all'incrocio dei pali, fuori di un niente. Sulla stessa fascia del primo gol arriva il gol del raddoppio. Capra scorrazza non prestato dai padroni di casa e serve Rovella, sempre più uomo partita, che si dimostra implacabile sotto porta e segna il suo secondo gol. Passano soltanto 2 minuti e il Voltese subisce l'ennesimo gol, vera e propria fotocopia dei 2 precedenti. Cambia l'uomo assist ma la fascia scoperta e il marcatore no. Stavolta è Cardini a servire Rovella, che porta al gol della tranquillità con un pregevole gol di tacco. Tripletta pesantissima per lui. Non ci sono più azioni pericolose, finisce qui la partita. Il Sanremo passa in casa del Voltrese e tiene botta nella gara per i playoff. A sole 2 gare dalla fine del campionato il sogno si fa sempre più concreto.